Basta parole ma fatti, è ospite dei nostri studi Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, e parliamo dell'impatto della crisi che ha avuto nel settore dell'agricoltura in questi 3 anni. Beh, un impatto importante perché ovviamente con una crisi che è generalizzata ha toccato anche il settore agricolo, che ha comportato ovviamente un aggravio di costi per le aziende. Penso al costo del gasolio che per le aziende agricole, così anche per la pesca, è stato un impatto importante. Le commodity, le grandi produzioni che sono funzionali per lo sviluppo dell'azienda sono aumentate in termini di costi, e questo ha messo in difficoltà fortissimamente le imprese per essere competitive. Ovviamente la crisi poi ha toccato i consumi, e questo ha spinto i cittadini a consumare meno, e quindi le nostre produzioni ovviamente sono andate un attimo in crisi. Ovviamente per questo abbiamo pensato di fare una politica aggressiva di promozione dei nostri prodotti, proprio per dare una mano al comparto. L'aspetto più importante è sicuramente quello del credito, perché le nostre imprese, anche nel momento in cui ricevessero delle risorse da parte della Regione, a volte il cofinanziamento che dovrebbero trovare presso gli istituti di credito spesso non lo trovano le porte blindate, e questo significa mettere in ginocchio chi in qualche modo, anche in un momento di crisi, vorrebbe investire ancora. E per questo abbiamo costruito degli strumenti finanziari come la garanzia, piuttosto che il fondo perduto, il fondo tasso agevolato e altri fondi mutualistici, assicurativi, che in qualche modo diano respiro al comparto per superare la crisi, perché poi tutta la politica regionale è legata al reddito delle imprese agricole. Se le imprese agricole fanno reddito, vuol dire investire in occupazione, vuol dire investire in innovazione, vuol dire consumare, vuol dire riuscire a rimanere competitivi. Ecco, la crisi poi è stata, diciamo, accentuata con un periodo di crisi climatica che in qualche modo ha messo in ginocchio alcuni comparti in maniera seria, e questo secondo me è un elemento da tenere presente nei prossimi anni, perché sarà una costante che non si ripeterà ogni 10-15 anni, ma probabilmente ogni 2-3 anni. Ecco, dobbiamo tenere presente siccità, questo. alluvioni, eccetera, sì, no? che dobbiamo affrontare attraverso un piano nazionale importante che dia sicurezza anche attraverso lo strumento della mutualità a chi va in crisi. Certo, quindi la crisi è anche il clima che sta cambiando, bisogna tenerne conto, certo. Grazie Franco Manzato, rimanete con noi perché parleremo ancora di agricoltura e parleremo di occupazione nella prossima puntata.